Tolo Marton sta cambiando chitarra, però prima che lui cambiasse chitarra volevo chiederti, qui vedo la firma di Al Hendrix, questa è una edizione speciale della Fender Stratocaster, la Jimi Hendrix. Sì, questo è il prototipo di quella edizione, è una chitarra unica perché è stata costruita per il vincitore di questo concorso di Seattle del 98, quindi per me è una bella chitarra. Suona anche bene. Suona benissimo, sì, è bella e suona bene. Poi soprattutto è un premio perché pensate quanti chitarristi del mondo ci sono e un italiano ha vinto il premio Jimi Hendrix che è riconosciuto come il miglior chitarrista mai esistito e probabilmente non ci sarà mai nessuno come Hendrix. No, non credo proprio. Bisogna andare in un altro pianeta, forse. Se c'è la vita nello spazio, forse lo troveremo da un'altra parte. Tolo, tu che suoni la chitarra hai ascoltato tantissimi chitarristi suonare, quindi chiaramente ognuno dice ma no, ma che ne so, Slash, oppure un altro dice no, ma cioè, ci sono tanti chitarristi, perché Jimi Hendrix era unico? Ma non certo perché bruciava le chitarre sul palco, spaccava le chitarre. Secondo me era unico perché lui ha portato la chitarra elettrica a un livello che prima non esisteva. Questo è un grande merito. Cioè se io devo pensare a qualcuno che ha fatto la stessa cosa non mi viene in mente nessuno. Per questo era unico. Prima di lui la chitarra elettrica era solo una chitarra acustica con dei pick-up per farsi sentire. Lui l'ha portata a un'espressività, a una vocalità che prima non esisteva. E perché nessuno può raggiungere quello che ha fatto lui? Perché anche se uno è stato un precursore, in effetti qualcuno lo può raggiungere e superare. Perché deve rivolgersi verso altri orizzonti, non a quello di Hendrix, perché lui è stato così. Ci vuole qualcuno che pensi a un'altra cosa completamente diversa da quella che ha fatto lui, altrimenti diventi un imitatore. Hendrix comunque scriveva anche canzoni straordinarie e scrive dei testi che sono ancora oggi incredibili, a mio avviso superiori a quelli di tanto decantati di Bob Dylan o di altri, però vedo che in questa chitarra è una vecchia chitarra, però c'hai un Hendrix disegnato. Questo chi è? Sembra Mike Bloomfield. Questo è Nils Lofgren, che è un musicista che ammiro moltissimo. Infatti il prossimo pezzo non è suo, è una cover degli Yardbirds, però con un arrangiamento ispirato. For Your Love fai praticamente. Sì, For Your Love. Allora, For Your Love è un brano famosissimo, pensate, la storia di For Your Love è particolare. Gli Yardbirds hanno un chitarrista che si chiama Eric Clapton, siamo nel 1964-65, e registrano For Your Love e ha un grandissimo successo. Eric Clapton lascia gli Yardbirds perché c'è troppo successo, non vuole il successo e soprattutto perché la musica non è più quella che diceva lui, quel blues eccetera, no? La direzione presa dagli Yardbirds. Se ne va, negli Yardbirds arriverà Jeff Beck, lui va con John Mayall, Eric Clapton, e Jeff Beck che poi dopo verrà sostituito per un periodo staranno insieme da Jimmy Page e dagli nuovi Yardbirds nasceranno i Led Zeppelin. Però è strano perché questo brano che ha decretato il successo degli Yardbirds è stato anche il primo impatto di Eric Clapton col successo e non lo voleva, quindi è stranissimo questo brano e oggi lo sentiamo fatto da Tolo Marton ma con una versione come l'avrebbe suonata Nils Lofgren. Sì, questa è una versione che io ho sentito da Nils Lofgren e volevo fare un omaggio a questo chitarrista che non è molto famoso ma che per me è stato molto importante. Usava dei suoni molto dolci, molto allungati, un po' mielati. Ah sì, a volte sì. Allora, Tolo... Presentare il gruppo? Certo, ma te lo faccio fare dopo, comunque fallo. I Lost Iguana, il gruppo con cui sto suonando, con Max Micheletto alla chitarra, Marco Micheletto alla batteria e Maurizio Ferracco al basso. For Your Love, Tolo Marton.
Tolo Marton, For Your Love, Tolo Marton.